Denaro bollente, soldi che bruciano, finanziamenti legittimi fino a prova contraria, ma c'è un dubbio, un neo, un sospetto che va cancellato, un'ombra che oscura il cielo sopra il Partito Democratico che va rischiarata. E l'unico modo è gettar luce, indagare. Obiettivo trasparenza, così ieri il PD di Venezia ha dato vita alla commissione d'inchiesta sulla gestione dei finanziamenti negli ultimi 5 anni. Noi dobbiamo essere assolutamente trasparenti, se ci sono problemi devono emergere, se c'è qualcuno dei nostri che sa di aver fatto cose illecite deve dirlo e deve andare a denunciarlo alle autorità preposte. La commissione d'inchiesta è composta da 5 membri. Il presidente è Gilberto Bellò, con lui Igino Micheletto, Francesca Zoppis, Margherita Grigolato e Alberto Favaretto. Hanno 60 giorni per far luce sui finanziamenti degli ultimi 5 anni e se fosse accertato il danno erariale, il Partito Democratico è pronto a rimborsare l'Agenzia delle Entrate. Se ci sono dei finanziamenti che sono entrati che allora non si potevano conoscere e sono frutto di sovrafatturazioni, che è il metodo con cui si sono create le provviste economiche per fare determinate operazioni, quelle consorzio Venezia Nuovo, almeno questo risulterebbe dagli indagini, a quel punto se sono entrati soldi che hanno queste caratteristiche, siccome non sono soldi nostri, perché in quel caso sono soldi rubati alla collettività, noi li daremo indietro all'Agenzia delle Entrate. Intanto la Regione Veneto si è costituita parte offesa nell'inchiesta sui lavori del Mose, lo annuncia il governatore Luca Zaia. A noi però spetta di avviare questo percorso, come già anticipato ai Veneti, a tutela dei Veneti, dell'immagine del Veneto e anche per eventuali danni subiti, qualora vi fossero poi dei responsabili, e questo ce lo diranno i tribunali. Un danno d'immagine condiviso dal mondo dell'imprenditoria veneta che guarda il capoluogo lagunare con preoccupazione per il futuro. Anche Venezia deve sicuramente cambiare marcia, deve essere finita questa storia, è troppo grave. Cioè, ci danneggia a livello mondiale e ci danneggia tutti, danneggia l'Italia.